C'è la Grieco, tutto pronto per il via. Noi diamo l'ok alle direttrici di gara ed ecco la prima circolazione palla, dicevamo, a favore della Lazio. Subito una profondità alla ricerca della posizione dei pivot, poi con calma si attende il posizionamento delle giocatrici, subito un fallo laterale a favore della Lazio. Lo Statte che attende, sembrerebbe, ha un pressing difensivo, quindi aspettando con la sua prima linea sulla linea di metà campo. Seguiamo la Lazio, subito palla in profondità, c'è il break immediato da parte delle giocatrici del kick-off, palla in avanti però comoda per questa nuova circolazione da parte delle giocatrici biancocelesti, con questa maglia sgargiante, la definiamo così, azzurro, celeste e bianca. Pallone in avanti su una parallela destra dove però non ci sono compagne, pallone quindi regalato tra virgolette alle giocatrici della kick-off. Sì, è un pochino forzato, probabilmente anche prendere un pochino di fiducia con un possesso di palla e con un attacco manovrato sarebbe la cosa in questo momento forse più opportuna. Tanto Bettioli prosegue il possesso palla del kick-off, che adesso prova sulla sinistra, ancora la Bertè. Suggerimenti continui, prova ad andare via Xana, non riesce però a far fuori le avversarie, buona la copertura della Beita. Sì, ritmi poi, Lucio, altissimi, noi siamo qui veramente a bordo campo, è uno spettacolo. Si torna dalla Beita. Vedete che non affrettano i tempi, non forzano la giocata, giustamente, questo è il dettame voluto anche da Chilelli in panchina. Mentre in avanti prova a farsi vedere la Grieco in posizione centrale, pallone che non filtra, ci sarà una rimessa laterale per la Lazio. Ottimo spunto di Beita che supera in velocità Bertè e prova a mettere questa palla sul secondo palo, giocata classica del futsal, buona la chiusura del kick-off. Seguiamo questa nuova opportunità per la Lazio, vediamo che si propone la Barca sulla sinistra, vediamo se sarà lei andare all'impostazione, invece no. Si cerca un'altra soluzione, si cerca la Grieco sulla destra. Poi Vanessa che non riesce a tenere il pallone sul parquet, ma la rimessa è biancoceleste. Quindi Lazio in possesso, proprio la Vanessa a fare gioco. Ancora Vanessa, palla in avanti. Leggermente troppo profondo il suggerimento della giocatrice maglia 77. Questa è una giocata, un taglio che Vanessa prova tantissime volte. Prova a partire la Bertè, alla Brexana, nel mezzo arriva una deviazione, poi a seguire ci prova anche la Bettioli, palla sull'esterno della rete, o meglio questo è un palo esterno che tra poco potremo rivedere grazie al nostro Fabio Crisafi in regia. Ecco la possibilità e con l'ultima conclusione il sinistro che si stampa sull'esterno del palo della difesa biancoceleste. Quindi prima opportunità da gol a favore del kick-off. Grieco prova a farsi vedere Vanessa sulla destra, ma le compagne in questo momento non la vedono. Eccola servita, rimane molto bassa, suggerimento semplice all'indirizzo della Barca. Riparte però la Bertè, non c'è fallo sul numero 8 da parte della Grieco, prosegue così l'iniziativa biancoceleste, arriva a questa prima conclusione, una conclusione di Beita che non inquadra però lo specchio, una leggera deviazione. Sì, è un contrattacco continuo, le due squadre vogliono subito cercare di riconquistare la profondità come conquistano il pallone, la partita è come si preannunciava, attenzione. È arrivata questa conclusione nuova da parte di Vanessa che ha trovato però l'opposizione di tutte le giocatrici avversarie che erano ben schierate. Come vedete passati quasi 3 minuti, poco meno di 3 minuti di gioco effettivo, si rimane sullo 0-0 tra Lazio e kick-off, 17ª giornata del campionato di Serie A femminile e dicevamo siamo vicini in questo caso ai playoff dei quali parleremo. Intanto nuova rimessa, ancora Lazio. Le tue impressioni di queste prime fasi?
Ma il futsal è un gioco di pazienza e, se vogliamo, anche di attesa. Le squadre sono partite fortissime, ed è uno spettacolo, ma talvolta è bene anche appunto provare un attacco manovrato, quindi prendere fiducia attraverso un possesso che non è mai un possesso velleitario, ma attenzione che qui... Seguiamo la Franco, perché avete visto come è venuta fuori addirittura ben oltre la propria metà campo, il portiere del kick-off, e quindi non pressata dai giocatrici della Lazio, e c'è stata una buona occasione. Sì, il kick-off viene spesso fuori con il portiere, l'abbiamo visto anche nelle scorse domeniche, si fida molto, insomma, dei piedi anche di Irene Franco. Che è nettamente la giocatrice più alta presente qui sul parquet. Sì. Tanto Lazio in possesso, vedete, con calma. C'è Arianna Tirelli che fa partire le sue compagne, classe 97. Ricordiamo che Marica Mascia, che è arrivata qui a gennaio, classe 87, è infortunata, e sempre per quanto riguarda la Lazio c'è anche la squalifica della Tanigna. Seguiamo proprio la Lazio che non sfonda per vie centrali. Poi ottimo recupero da parte della Grieco, può andare alla conclusione di sinistro, ma ben fermata dalla Vanin, che avete visto quando è sul parquet si fa sentire. Sì, Vanin è una giocatrice completa, è tecnica, è forte fisicamente, è intelligente tatticamente, è una giocatrice pazzesca, insomma, fa le fortune di chi le ha, in questo caso di Mister Russo. Non si capisce che sei appassionato di questo sport. No, vero? No, assolutamente no. Chi è a casa penserà che sei passata per caso. Sicuramente. Adesso conclusione intanto di Vanessa, nuovamente sporcata da parte dell'Exana, quindi un angolo da sinistra ancora per la Lazio, mentre ci saranno altri cambi in casa kick-off. È pronta l'Elpidio con la maglia numero 22, ma seguiamo in diretta questa opportunità per la Lazio. Palla all'indietro, Grieco salta e va anche alla conclusione, pallone che rimane pericolosamente lì per il kick-off, che guadagna però una buona rimessa laterale, una fase difensiva che alla fine diventa positiva. Possiamo dire che vediamo sicuramente una Lazio diversa da quella che abbiamo visto domenica scorsa a Granzete, sicuramente una Lazio determinata, convinta, che vuole fare bene. Vedete ancora una volta oltre la metà campo la Franco, che poi ha dato alla Bertè, circolazione di palla, e qui rischia molto il kick-off, perché l'ultimo passaggio impreciso era quello della Privitera, adesso gli sta abbassando, ancora un rischio, si esalta Vanessa che mette il pallone fuori proprio sulla Vanin. Questo è un duello particolare. Sì, qui c'è anche un pizzico di voler dimostrare, no? Chi è più forte, chi può dare qualcosa di più alla propria squadra. Due grandi giocatrici da tenere sott'occhio, l'abbiamo detto. Maglia numero 77 Vanessa per la Lazio, classe 88, brasiliana. Dall'altra parte con la maglia numero 10 bianconera Deborah Vanin, classe 95. Classico schema della Lazio. Pallone forzato stavolta, sì, dalla Beita. Ho visto entrare anche Privitera, vi racconto un aneddoto su di lei, ovvero che oltre ad essere una grande giocatrice di futsal è anche una grandissima giocatrice di beach soccer. E questo va di pari passo spesso. Esatto. Spesso accade anche nel maschile. Abbiamo seguito tra l'altro i mondiali di beach. Un altro sport bellissimo. Tra l'altro anche parlando di ascolti, parlando anche di interesse a casa, e devo dire che... Vedete questa palla di Vanessa che cerca spessissimo, perché lei sa tagliare il campo in un modo eccezionale. Sì, è arrivato un nuovo suggerimento ottimo, definiremmo così, eccolo, riproposto da Fabio Crisafi. Vedete l'uscita in spaccata della Franco che salva in qualche maniera, ma i palloni proposti dalla Vanessa sono perfetti. E di nuovo, eccolo un altro, Lazio vicina al gol del vantaggio con Gabi. Ottimo il suggerimento, l'assist della giocatrice maglia 77 che gioca da ultimo oggi qui, che spesso si abbassa a fare il gioco per le compagne con dei passaggi eccellenti. Pretende troppo Vanin in questo momento, però il possesso è sempre del kick-off. Ecco la Vanin sulla sua strada. Vanessa, sarà un grande duello stasera. Bertè, Vanin, palla sul destro, non salta Gabi, ma guadagna una rimessa laterale ancora importante. Si rimane sullo 0-0, giocati
poco meno di 5 minuti effettivi al Pala Gems di Roma tra Lazio e Kickoff sullo 0-0. Ottima questo pallone che rimane lì, Lazio che si salva in qualche modo, arriva poi un fallo visto giustamente dalla direzione di gara sulla Barca, quindi punizione a favore delle biancocelesti, mentre sul parquet entra con la maglia numero 9 anche Giorgia Fernandez Ballardini. Sì, il Kickoff ha provato a sfondare, cosa che comunque sa fare benissimo, perché come abbiamo detto in precedenza è molto molto forte anche fisicamente, però anche il Kickoff non deve avere fretta, deve avere pazienza. La Lazio non si deve schiacciare perché il Kickoff ha delle tiratrici da fuori incredibili. E qui ci hanno provato ancora per vie centrali con una combinazione che di un soffio non è andata in porto, perché è stato buono il passaggio della Siclari che stava cercando di mettere in moto Gabi. Attenzione ancora una volta a questa scelta di portare oltre la metà campo il portiere, ovvero la Franco. L'ho bruciata dicendo inizialmente che si fidavano dei suoi piedi, però l'errore tecnico ci sta sempre. Molto concentrata la Franco, l'abbiamo vista inquadrata poco fa. Intanto Vanessa fa ripartire ancora la Lazio, si allarga e riceve, può andare all'impostazione Gabi. Vanessa prova a farsi vedere Ballardini, si va a cercare la Siclari, già ripartito il kick-off da destra, buona la chiusura difensiva della Lazio e poi la gestione di Vanessa. Ballardini, recupero immediato della Vanin, poi Privitera non salta, ancora Gabi, si rimane in un fazzoletto. Grande fisicità delle giocatrici del kick-off. Sì, sì, esattamente. Infatti Daniele ha messo da poco anche Daniele Chilelli. Sì, Daniele Chilelli ha messo da poco anche Valentina Sicleri davanti, cercando così di raggiungerla, e lei è bravissima a mantenere palla e magari a far salire le sue compagne. Vanessa. Tra l'altro Sicleri insieme a Exana ancora scudettate, visto che la stagione scorsa non si è potuto disputare. Seguiamo la Siclari proprio. Non si è potuto disputare il campionato e quindi è ancora lei e Xana campioni d'Italia con il Salinis. Infatti dicevamo tra l'altro Salinis a proposito di calcio 5 per delle commistioni, no, tra maschile e femminile, ricordiamo anche le esperienze da parte dell'attuale CT Massimiliano Bellarte della Nazionale. Sì, esatto, bellissima questa giocata in parallela tra Bettioli e Vanin, che viene messa a terra, addirittura forse recrimina un qualcosina di più, ma sì, qui c'era tutta la munizione, diciamo. Si era lanciata, insomma poteva starci. Sì, netta, sarebbe stato giusto sicuramente estrarre un cartellino giallo. Tanto vedete, ci penso io, quindi giusto che sia così, ci pensa la direzione di gara. Seguiamo però questo calcio piazzato interessante, ce l'ha il Pidio, maglia numero 22, leggermente fuori area. C'è Vanin che rimane bassa e potrebbe andare alla ricezione, vedremo se sarà così, vedremo che schema sarà tra poco. Ecco il kick-off, subito alla battuta, pallone molto interessante, brava la Tirelli a non farsi irretire da questa conclusione. Abbiamo visto una bella parata. Vanin prosegue la circolazione del kick-off che adesso sta facendo gioco con continuità. Sbagliato l'ultimo passaggio all'indirizzo della Privitera, si riprenderà così con la Lazio in possesso, ma sta crescendo il kick-off. Sì, il kick-off sta crescendo, cerca spesso questa giocata sullo smarcamento in parallela, stanno venendo un pochino meno le qualità tecniche, insomma qualche errore tecnico che a questi livelli può fare la differenza. I ritmi però si stanno un pochino abbassando e come giusto che sia. Erano partite veramente forti. Sì. Tanto Vanessa e Ballardini hanno avuto qualcosa da dire su una gestione sbagliata evidentemente per quanto riguarda una fase offensiva della Lazio. Noi però seguiamo il kick-off con questa conclusione che porta in vantaggio le giocatrici ospiti, con Vanin che avete visto come si è spostato il pallone, l'ha messo sul destro, e per la Tirelli non c'è stato nulla da fare. Sì, se la stava preparando, era già una zona calda, stava girando lì già da un po' di tempo e l'abbiamo detto anche prima, il kick-off è forte anche dai tiri da fuori. Vanessa, l'abbiamo detto ormai tantissime volte, nonostante siamo solo all'inizio della partita, è completa e da lì fa male a chiunque. E abbiamo detto quindi di questo vantaggio
da parte delle giocatrici ospiti con la Vanin che ha portato avanti il kick-off. È stato un gesto tecnico eccellente che rivedremo, ma intanto avevamo detto poco prima che siamo stati facili profeti che il kick-off stava crescendo. In grave difficoltà la Lazio anche adesso che prova a uscire in pressing. Guadagnano il possesso, attenzione però al nuovo break cercato dal kick-off che nelle ripartenze può essere letale. Sì, è pericolosissimo, il kick-off è pericolosissimo, ha delle giocatrici esperte, ha delle giocatrici di grande qualità e la Lazio deve stare attenta, però non deve smettere di giocare. Certamente la partita è apertissima, esatto. Ricordiamo sempre quando parliamo di calcio 5 che un gol di vantaggio con 12 minuti e mezzo effettivi da giocare nel primo tempo e 20 nel secondo è nulla. La partita apertissima, appena iniziata, questo timido mettere fuori il visino da parte del kick-off, il leggero vantaggio, ma la partita sarà lunga e ne vedremo delle belle. Sicuramente sarà tutta da vivere perché è partita davvero bene con Vanessa, grande protagonista da una parte, dall'altra la Vanin, poi autrice del gol che al momento sposta gli equilibri. Sì, diciamo che la Lazio dovrebbe a questo punto cercare anche soluzioni diverse oltre questa sciabolata, se così possiamo chiamarla, di Vanessa. Intanto seguiamo però la Exana, chiusura di Siclari prima, poi arriva una conclusione della Bettioli che va vicina al raddoppio per le sue. E qui un'altra buona azione costruita dalle giocatrici di Riccardo Russo. Proprio Riccardo Russo vicino a noi che dà indicazioni perché vuole una squadra alta che vada in pressing. Sì, vede la Lazio in difficoltà, vede che la Lazio non riesce a tenere palla, a gestire la palla, non riesce a prendere fiducia dei propri mezzi e quindi evidentemente mister Russo vuole rimanere su. La Lazio dovrebbe un pochino rallentarla la partita, rallentarla, prendersi i suoi tempi. Sì, la Lazio è in difficoltà nell'uscita, vedete, perché soffre questo pressing alto dell'avversario. Adesso visto un fallo, tra l'altro, fallo, anche questa è una decisione importante perché il fallo è a favore della Lazio, fallo in fase offensiva che andiamo a rivedere, fallo della Elpidio. Pallone in avanti, controlla Franco, siamo quasi a metà primo tempo, si rimane sull'1-0 a favore del kick-off, un kick-off che si è fatto preferire nel corso di questi primi minuti di gioco, ma la partita è apertissima. Adesso rientra la Bertè, maglia numero 8 bianconera. Lazio che prova a venire in avanti sulla sinistra, non c'è intesa con la Grieco e allora ancora in possesso kick-off. Bettioli, scarico sulla destra, Xana prosegue l'iniziativa, la chiusura provvidenziale direi da parte della Barca, ma la Lazio deve fare di più. Sì, la Lazio deve fare di più, come dicevo poc'anzi, deve rallentare perché questo è un gioco e niente, quella è la mattonella questa sera della kick-off. Sì, nuova opportunità per le giocatrici di Riccardo Russo. La Lazio deve assolutamente tenere palla, Stiamo rivedendo, è proprio dalla stessa posizione dalla quale è arrivato il gol del vantaggio della Vanin. Arriva una nuova opportunità per le giocatrici lombarde, perché non abbiamo detto che il kick-off è di San Donato Milanese. Esatto, sì. Quindi dobbiamo anche ricordare l'appartenenza. Noi abbiamo intervistato sia Riccardo Russo sia, e poi la ascolterete, la Vanin. Abbiamo voluto sapere anche a che punto è la crescita in Lombardia. Intanto qui Bertè non sfonda e Grieco si salva in qualche maniera, ma vedete che è troppo facile in questo momento per il kick-off. A terra la Franco, pallone messo fuori. Lazio che deve fare senz'altro di più, ma anche ci sono rimessa, indicazioni di Chileni. esatto, ma anche nella rimessa laterale hanno scaricato questa palla a sostegno per Beita e poi sono tutte scappate verso la profondità. La Lazio deve stare serena, deve giocare a qualità tecnica, deve stare lì, deve far girare la palla, deve far salire il kick-off e poi Questa è una buona iniziativa da parte della Pineiro, appena entrata la giocatrice portoghese che prova ad andare via da sola, fa tutto da sola, fa tutto bene fino al possibile passaggio che poi manca, l'ultimo. Esatto. Però le ha nelle sue corde, può cercare questo possesso per poi andare sull'1 contro 1.
perché altrimenti il kick-off fai fatica a contenerlo. Possesso palla ancora, kick-off. 17 secondi ci separano dalla metà del primo tempo. Ancora esce dalla propria metà campo la Franco. È anche un po' rischiosa questa tattica voluta da Russo. Qui provano ancora dalla stessa posizione da destra 2 volte. Attenzione poi a questo pallone centrale, brava la Tirelli, ma era stata ottima l'iniziativa da parte della Xana, e ancora una volta kick-off molto pericoloso. È una Lazio in difficoltà, una Lazio che dovrà fare qualcosa anche dal punto di vista difensivo. Mentre seguiamo sulla sinistra questa opportunità, pallone messo dietro per la Pineiro che porta il pallone sul destro, e c'è la bella parata da parte della Franco che sventa l'occasione biancoceleste. Sì, questa è una ottima giocata, buono il tiro di Pineiro, che poi insomma all'angolino ci poteva essere anche il tapin di Beita, che era in zona. che era nella zona. Si rifiata un pochettino adesso, abbassano un po' i ritmi, e qui arriva una nuova opportunità, ma possesso palla kick-off. Si riprende con le giocatrici di Riccardo Russo a far gioco. L'Elpidio prova a farsi vedere sulla sinistra, c'è la Vanin sul pallone, guarda le compagne, si abbassa l'Exana, riceve proprio l'Exana che va a fare gioco, poi Bertè, pallone che non arriva, rimessa laterale a favore della Lazio. Sì, noi non abbiamo detto anche una cosa, che la Lazio viene da un momento un po' particolare, un po' difficile, non ha vinto fuori casa a Granzete, con tutto il merito del Granzete che ha fatto perso 3-1. Perso 3-1, ha fatto un'ottima partita del Granzete, ma diciamo che la Lazio sta vivendo un momento di blocco mentale. Pertanto questa sera deve divertirsi, perché ha tutte le qualità, ha tutte le carte in tavola veramente per giocarsela, per divertirsi, cosa che gli sta mancando. Anche perché la vetta, le prime 2 posizioni sono lontanissime. Esatto, la Lazio ha 25 punti, 8 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte, 50 gol fatti, 36 subiti, non ha nulla da chiedere al campionato. Mancano praticamente soltanto 3 turni con questo attuale, perché ci sarà il prossimo più un recupero. Esatto. E quindi non può solo fare allenamento in vista dei playoff. Sì, divertirsi. Intanto abbiamo ancora seguito la Elpidio, stasera molto brava però anche la Tirelli. Molto brava Tirelli, che dobbiamo ammettere si fa trovare sempre pronta quando viene chiamata in causa. Quando Daniele la chiama, lei si fa trovare sempre pronta. Dicevamo dei numeri della Lazio, e quelli del kick-off sono invece un terzo posto con 33 punti, 10 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, 60 gol fatti, 31 subiti. Qui dobbiamo dire che è il secondo miglior attacco del campionato dietro al Montesilvano, mentre andiamo ad ascoltare subito le parole di Riccardo Russo sulla panchina del kick-off. La difesa, se stiamo dentro la metà campo, stiamo dentro la metà campo, se no andiamo forte, ma attenti alla continuazione, ok? Quando Irene sale, andiamo subito Jessica a 2-2 forte, ok? Se vanno a specchio, queste qui quando Irene sale davanti, queste qua devono stare larghe, ok? Non devono cercare Salini, qua più fuori, ok? Qua puliamo bene la palla subito, per il resto va tutto bene. 10 Irene, 10 sempre a destra, ok? Va bene? Vai, dai, finito. Difesa pivot forte. Allora, abbiamo ascoltato le parole di Riccardo Russo e le ultime quelle di Daniele Mannini, che ha detto qualcosa di più. Ma allora Russo chiama nuovamente questa giocata di Irene Franco, del portiere, e quindi si capisce che è un qualcosa che hanno lavorato in settimana. Vuole arrivare al tiro, vuole portare al tiro le due che si mettono lateralmente strette, e poi vuole una pressione collettiva, quindi vediamo adesso la giocata, vediamo se... Intanto ancora una volta la decisione di far uscire dalla metà campo il proprio portiere da parte del kick-off. C'è un timido rischio, anche perché la Lazio non attacca, e poi adesso perdono subito il pallone dei biancocelesti, poi lo riconquista Vanessa, un po' infuriato direi Chilelli, poi lo ascolteremo nel corso del prossimo time out, ma sicuramente non vede le sue, reagire come dovrebbero. Adesso può andare a conclusione, è un sinistro quello di Gabi, sporcato, non arriva quindi verso la porta avversaria, riparte invece sulla destra la Exano, prova a farlo perché il pallone in realtà è troppo largo, troppo esterno. Sì, Daniele Chilelli non è felicissimo delle sue, vedo qualche giocatrice onestamente un pizzico anche in affanno,
Stanca. Sì, ma probabilmente, come dicevamo poc'anzi, si tratta di una questione mentale. La stessa Griego non è brillante come Si il suo muove solito. poco, sì, stasera la Greco si sta muovendo troppo poco. E qui d'un soffio non arriva sul pallone la Bertè, altra opportunità per il kick-off. E la Lazio soffre queste ripartenze rapide da parte del kick-off, questi suggerimenti in profondità, e non li sa contenere. Perché? Non li sa contenere perché la kick-off è forte, ma anche perché non riesce ad accompagnare con tutte le sue effettive. Questo è un rischio grandissimo che prende la Lazio, un rischio grandissimo, la doppietta personale di Vanin, un errore, anzi un orrore in fase difensiva, perché un'uscita così è sicuramente da evitare. Troppo facile per la Vanin andare in possesso e realizzare il secondo gol. Ecco, stiamo rivedendo questo errore difensivo e poi facile la Vanin, palla sul sinistro, 2-0. Sì, questa palla qui non va forzata. Bimbi che siete a casa, non guardate questa giocata. Sì, questo è proprio per quello che non si deve fare, lo diciamo ai settori giovanili. Esatto. Non si deve fare, non forzare la giocata da ultimo. Ancora, però, nonostante le nostre parole, Gabi voleva fare la seconda. Sì, la Lazio non riesce, ti ripeto, è scollata, ecco. Diciamo che è emozionata perché sono le telecamere di Sport qui al Probabilmente, Palagensi. ma dovranno abituarsi, ci auguriamo. Lo speriamo che si debbano abituare anche nel calciocircuito femminile ad avere Rai Sport presente. Ma la Lazio deve fare questo, deve stare anche sulla fisicità contro la kick-off, deve metterla anche sulla fisicità, deve spingerle fuori. Tanto il Pidio all'indietro per Bettioli, ottimo nuovo pallone in centrale per Vanin, stavolta la chiusura c'è da parte di Gabi, mentre il Pidio fa ancora gioco per le sue, ma è brava qui la Siglari a fermare e a cercare di reimpostare a favore dei bianconeristi. Partita che si sta animando in questi minuti, diciamo che il secondo gol ha un po' svegliato la Lazio. La Lazio ha alzato un pizzico il baricentro e chissà, magari adesso inizia a giocare come ce la ricordiamo, come la conosciamo, senza fronzoli ma soprattutto senza tensioni. Gabi subito all'indietro per Vanessa, palla sulla sinistra, ancora Vanessa all'impostazione verso Siglari, pallone messo a terra, invece è facile dal kick-off, ancora una volta esce la Franco, poi desiste. Pallone centrale per Vanin, nuovo ottimo tocco sulla destra per Bertè, viene ancora in avanti kick-off, lo fa con Bettioli. Vanin ha cercato una parallela destra, una corsia, una fuga sull'out destro che non c'è stata. Sì, la kick-off cerca spesso questo smarcamento sulla parallela, anche se qui in manovra stava rischiando tantissimo perché le giocatrici sono tutte partite. Avete visto ancora un errore difensivo da parte della Pineiro, un po' distratta, definiamola così, ha regalato una nuova possibilità al kick-off. C'è qualche giocatrice della Lazio che non è entrata bene in partita. Sì, il lavoro che doveva fare Daniele, che sicuramente ha fatto Daniele in settimana, è quello di portare le ragazze a stare scariche, a divertirsi, a godersi questa serata come ce la stiamo godendo noi, come abbiamo la fortuna di goderci noi, però... Seguiamo ancora la Pineiro, stavolta alle prese con Vanin, c'è il fallo visto da parte della numero 10 del kick-off, quindi una nuova opportunità tra poco per la Lazio da calcio piazzato. Stiamo rivedendo il fallo commesso da Vanin, secondo me è giusta questa decisione arbitrale, e adesso seguiremo un calcio piazzato da posizione interessante. Sì, termino il concetto, un conto è parlare da seduti o dal divano di casa, un conto è poi essere sul parquet, insomma è tutta un'altra storia. Questo vale anche per chi commenta. Esattamente, no, infatti era riferito anche a me, soprattutto a me. Questo vale anche per chi commenta e fa il telecronista. Esatto. Conto è farlo da casa sulla poltrona. Esatto. Attenzione perché qui insomma potrebbe andare al tiro probabilmente Vanessa. Seguiamola. Vanessa rimane molto bassa. Vediamo se viene, ecco, è proprio lei, sinistro. Sulla sua strada c'è la Exana. Poi ancora Vanessa, scarico all'indietro per Tirelli. Prova a farsi vedere sulla destra Gabi, invece Tirelli rimane centrale con Siglari. Questo è quello che vuole Daniele, ovvero palla in profondità per Siglari, ferma la palla, fa salire la squadra e fa un'impostazione. 150 centimetri di concretezza la Siglari.
Assolutamente sì. Gabi all'indietro. Pineiro stava preparando addirittura una rovesciata alla Siclari. Allora, Valentina Siclari ha un grandissimo pregio, ovvero che nelle partite che contano lei c'è, esatto, lei c'è sempre. Grande personalità. Esatto. Adesso sta dando suggerimenti a Gabi che invece non è entrata molto bene in partita, è una delle giocatrici che è mancata fin qui a Chilelli. Sì, anche se prima è stata pericolosa, è pericolosa, è una giocatrice nuova, insomma, che deve farsi un pochino le ossa, ma ricordiamo che è un classe 2000. Ecco, diciamola tutta. Esatto. 20 anni, non Esatto. ancora 21. Intanto ha provato da sola Franco. E vedete che Russo vuole questa soluzione, chiede al proprio portiere di uscire oltre la metà campo e poi, se non viene attaccata, anche di cercare la porta avversaria. Sì, qui la Lazio ha fatto una scelta. Vanessa, scarico per Siclari, ultimo passaggio sbagliato, può ripartire kick-off, non passa Xana grazie a Pineiro. Gabi all'indietro per Vanessa, rimane in avanti la Lazio, seguiamo Pineiro, si accentra e va alla conclusione di sinistro e qui la Lazio va vicina al 2-1. Sì, la Lazio si accentra e prova a tirare, è una soluzione che ha trovato anche prima, ha provato questa soluzione, ci può stare anche se la kick-off si fa trovare pronta. Tanto Beita e Barca nuovamente sul parquet per la Lazio. C'è la Grieco che segue con il fratino, pronta a rientrare. È preferibile una palla bassa. Cerca questa soluzione la Lazio. Non so se era preparata, ecco. Adesso Vanessa rimane terminale, rimane alta. Vediamo. Seguiamo ancora una volta l'uscita oltre la metà campo del portiere Franco, stavolta non trova la Privitera. Sbuffa un pochettino davanti alla nostra postazione Vanin. Io farei lo stesso. Beh, ma guarda, perché poi alla fine diventa stucchevole sempre questa giocata del portiere. Sì, soprattutto per ragazze come loro che hanno grande qualità anche, no, per andare via sull'1 contro 1, no, e provare la giocata anche in solitaria se vogliamo, però finché le giocate sono studiate e sono efficaci come lo sono. Sì, diciamo che l'uscita del portiere può essere importante se lo fai una volta ogni tanto, se invece lo fai con continuità poi prendono le misure. Anche perché in quel modo è poco prevedibile. Esatto. In questa circostanza qui, come abbiamo visto prima, la Lazio già ha preso un pochino le misure, ovvero fa una scelta, fa andare Irene Franco al tiro. Senti, 4 minuti e 48 secondi all'epilogo del primo tempo, giusto questo doppio vantaggio kick-off? Ci può stare, anche se la Lazio adesso ha alzato un pochino il baricentro. Io mi auguro che i ritmi rimangano così anche nel secondo tempo, perché penso che noi stiamo godendo di una bellissima partita e penso anche tutti da casa. Bettioli porta un po' a spasso la Grieco, alla fine commette fallo il numero 20 della Lazio, si arrabbia, ma ha poco da arrabbiarsi. La Bettioli, come si dice in gergo, l'ha portata a spasso. Non puoi ballare così, non puoi ballare così tanto, devi prendere un punto di riferimento oppure dargli un lato, ma non puoi farti ballare così, perché poi perdi di fiducia in te. Vanin, Xana, Bettioli. Cambio perso qui. Privitera, ancora Bettioli, prova larga la Xana, viene servita, poi palla all'indietro per Franco. Davanti c'è la Privitera che cerca di farsi vedere dalle compagne, qui Xana torna invece da Vanin, la gestione della Vanin è perfetta, ancora una volta vedete che non sbaglia una palla. Ottimo anche questo suggerimento, tranquillo lo definirei così, sì, leggermente troppo lento, ma ancora una volta sul velluto il numero 10. Sì, un dai e vai, questo per lei è un gioco da ragazzi, da ragazze. Ha detto un gioco da ragazzi. Sì, perché poi qui diventiamo tutti una stessa cosa. Seguiamola la Lazio, seguiamola per vie centrali, perché stavolta Barca porta sull'1-2
il quintetto di Chilelli e lo fa nel momento migliore del kick-off, 1-2, e questa è la bellezza del calcio a 5. Bellezza del calcio a 5, bella, bellissima la palla di Grieco, ancora di più il controllo a seguire di Barca, bel gol, bel gol. Un bel gol, forse proprio, ripeto, nel momento migliore del kick-off arriva l'1-2 Lazio. E poi ci ha provato da sola Vanin, sulla sua strada si è trovata proprio Barca, evidentemente esaltata da questa prodezza. Sì, ecco. La potenza della Vanin, oltre che la precisione. Viene cercata sempre il numero 10, kick-off, sì, il capitano. il focus è sempre su di lei, però la kick-off deve stare attenta perché questa giocata dall'esterno verso l'interno, la Lazio l'ha provata prima con Pineiro, l'ha provata prima ancora con Gabri, adesso ci ha fatto il gol e quindi sì, piacersi, però la concretezza deve essere alla base del match. Seguiamo il kick-off e adesso la partita è cambiata. Anche perché, Lucio, ricordiamo che forse qui chi si gioca qualcosina di più è proprio la kick-off piuttosto che la Lazio in termini di classifica. Sì, perché ricordiamolo, prima di questa partita 33 punti kick-off, 25 Lazio insieme con Real State in vetta. Ricordiamo sempre la situazione con Falconara 40, Montesilvano 36, ecco perché dice che si gioca qualcosa. Sì. Si gioca un possibile secondo posto. Tra l'altro nella 17, anzi nell'ultima di campionato ci sarà Real State Montesilvano, esatto, partita pesante, esatto. mentre Falconara bisceglie, ma col Falconara che facilmente dovrebbe portare a casa, o meglio, è praticamente quasi sicura del primo posto. Sì, sì. Tanto Gabbi prova a farsi vedere sulla destra e va proprio dalla Vanin, la ragazza maglia numero 12, classe 2000. Vanin non è mai uscita. Sì, ma gioca con calma, non forza i tempi, non forza neanche le giocate, è ancora fresca. Questo è vero, grande fisicità per lei. È una giocatrice che potrebbe giocare 40 minuti per tutto il campionato, però come dicevamo poi all'inizio, questo è uno sport anche di pazienza, anche di testa, anche di psicologia, e quindi mi chiedo e ti pongo a te questa domanda, arrivare... Io non la farei, non la, okay. Non la terrei 40 minuti. Intanto ci ha provato anche la Grieco. Vabbè, ma sai, torniamo al discorso che dicevi del famoso salotto, no? Esatto. Il famoso divano. Esatto. Non siamo noi gli allenatori del kick-off. Però sai, magari preferisco portarmi a casa una partita che conta, dove ho una Vanin fresca mentalmente e sotto tutti i punti di vista. Tanto la Grieco, ottimo lavoro per lei. È mancato l'ultimo passaggio all'inizio di Vanessa, ma c'è la reazione da parte della giocatrice con la maglia numero 20, caratteriale, dopo un periodo oscuro. Sì. Vanin. Vedi Beita come guarda la palla? Nel calcio a 5 può fare due... Guardate la fisicità della Vanin, perde il pallone, poi lo va a recuperare e arriva a un'altra conclusione. Sì, le altre rimangono ferme, lei continua la giocata e va a recuperarsi la palla. Ecco perché rimane 40 minuti, perché? Sì, lo capisco a mister Russo, però ripeto, ci sono altri aspetti oltre quelli fisici che alla lunga possono fare la differenza. Bettioli, Vanin. Suggerimento centrale che non arriva. Un po' forzato. Sì, forzato all'indirizzo di Elpidio. Poi il break da parte di Exana. Seguiamo la Bettioli, chiusura da parte di Gabi, visto un fallo, si riprenderà con la Lazio in possesso palla. 1 minuto e 55. 2-1 kick-off sulla Lazio al Pala Gems, gol di doppietta di Vanin e gol di Barca per la Lazio. Minimo vantaggio quindi adesso per il kick-off, che largamente si era fatto preferire a lungo, ma qui c'è la possibilità per la Lazio di portarsi sul 2-2 ed è un grande gol sull'asse Vanessa Grieco. 2-2. Vanessa, mi duole dirlo, ma è un cecchino. Quando taglia la palla così non ce n'è per nessuno. Qui senza guardare la butta sul secondo e Grieco si sblocca. Si sblocca Grieco, ottima notizia questa per Chilelli. L'avevamo detto che stava crescendo
E anche qui abbiamo indovinato, è arrivato questo 2-2 e la Grieco non era partita bene, molto nervosa, molto... Sì, sentiva il peso della partita, sentiva il peso di questi ultimi match non andati proprio benissimo per la Lazio. Attenzione, Adesso ecco. un'altra partita e questa è la Vanin no. che subito da un pallone centrale per Exana, nuovo vantaggio del kick-off a 1 minuto e 35 dall'epilogo del primo tempo. Niente, quella è la sua mattonella, dopo ce la firma. Si fa un po' perdonare perché poi nel gol di Griego lei era rimasta intermezzo e Bettioli era stata un po' pigra, quindi si fa perdonare subito, però da lì non puoi lasciare tutto quello spazio. Non Sana puoi... troppo libera, centro Sì. area davanti alla Tirelli. Ancora una volta però decisiva Vanin con la conclusione potente che non ha permesso alla Tirelli di bloccare. E adesso minimo vantaggio nuovamente per il kick-off. Vanessa, Gabi sposta il pallone, lo porta sul sinistro, non arriva alla conclusione, si esalta la Vanin anche in fase difensiva. Sì, si esalta ma non deve farsi schiacciare perché Gabi è già la seconda, la terza volta che prova questa giocata a rientrare per poi andare a calciare ed è pericolosa, è molto pericolosa. Kick-off in possesso, pallone a Franco, vedremo se anche stavolta uscirà oltre la propria metà campo. Eccoci, ha provato addirittura a mettere in difficoltà Tirelli che poi non trova, invece Vanessa ha cercato un assist all'inizio del 77, qui sarebbe stato, fosse arrivato un pallone a Vanessa sarebbe stato davvero interessante. Sì, onestamente questa giocata ripetuta della kick-off con Irene Franco non la comprendo tantissimo, anche perché la kick-off vedo avere molta più facilità a conquistare campo quando sono le 4 a fare gioco. Intanto Bettioli non aggancia un pallone che poteva diventare quello del momentaneo 4-2, si sarebbe trovata da sola davanti alla Tirelli. Finta di Vanin su Siclari, che tra l'altro oggi ha già fatto una tripletta, quindi si porta il pallone a casa, domenica scorsa ne ha fatti 4. Va di 4 alla volta lei. Vabbè, diciamo che stavolta il terzo l'ha fatto la Exana sul suo assist, però sul suo conclusione, che forse insomma avrebbe addirittura meritato il terzo gol diretto. Intanto qui ci ha provato adesso la Pineiro. La Lazio rimane nettamente in partita, la partita è tutta da vivere, 3-2, un minimo scarto. La Lazio si fa adesso preferire in questa fase, nonostante il kick-off abbia trovato il gol nuovamente del 3-2, del vantaggio. Pineiro ancora, battuta diretta, poi Gabi al recupero, non rischia Gabi, indietro per Tirelli, da giocare 20 secondi, Tirelli in avanti, non trova Siclari. 17 secondi con kick-off in possesso. Bella partita, Bella partita, le squadre comunque... Direi che è uno spot per il calcio 5 femminile. Sì, decisamente. Queste donne possono fare cose pazzesche. Ma le conosciamo bene. Le conosciamo bene, per quello ci permettiamo di dirlo. E qui c'è il fallo netto da parte di Vanessa, scatta il cartellino giallo. Ha qualcosa da dire all'indirizzo della direzione di gara. Quinto fallo Lazio. Possibile quindi anche un tiro libero in casa kick-off, anche se mancano 9 secondi alla fine del primo tempo. Stiamo rivedendo il fallo nettissimo sulla Bettioli e l'ammonizione successiva a Vanessa. E Vanessa che vorrebbe, virgolette, spaccare il mondo e di fronte alla Vanin vuole dimostrare di essere la esatto. migliore sul parquet. Sì, ma quando sei a quei livelli lì non è forse facile per noi comprenderlo, ma vuoi sempre solo il meglio. Ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Intanto Bettioli sul pallone, vedete che ultimi suggerimenti da parte di Russo dalla panchina del kick-off, circolazione comoda per arrivare all'intervallo. Vanin mantiene il possesso, poi alla fine scarica sul fondo. Finisce così il primo tempo, 3-2 il vantaggio del kick-off sulla Lazio al Palagems di Roma. Decidono fin qui i gol, la doppietta di Vanin per il 2-0 iniziale del kick-off, poi i 2 gol della Lazio con Barca e Grieco. Poco prima della fine della frazione Exana ha riportato avanti la formazione di Russo. Giusto così? Te lo chiedo nuovamente. Sì, confermo. Confermi che è giusto che sia un minimo vantaggio kick-off. Ha fatto qualcosa di più. Ha fatto qualcosa di più
Adesso la Lazio ha alzato il baricentro, ha fatto una buona pressione. Io mi aspetto un secondo tempo esaltante come il primo. E vedremo se sarà così. Subito linea a Roma al secondo. Mi aspetto una Lazio un pochino più sicura dei propri mezzi, che voglia magari attaccare, magari manovra, quindi con un possesso palla perché ha qualità, ha tecnica, ha esperienza, e mi aspetto un kick-off all'arrembaggio come prima. E vedremo se sarà così. Subito circolazione di palla per kick-off, Bettioli sul pallone, larga a sinistra. Ancora una volta c'è la Vanin, vedi? Sì. Sempre presente, e Xana dalla nostra parte, e poi a far gioco adesso la Bertè con la maglia numero 8. Queste le 5 volute in prefazione, in inizio di secondo tempo da Riccardo Russo. Dall'altra parte vediamo Vanessa che adesso è molto alta con la sua maglia numero 77, e qui però facilissima la palla che arriva a Vanin per il 4-2. La Lazio è partita in bambola, in 20 secondi ha preso il quarto schiaffo della serata, dobbiamo dire in maniera troppo semplice, troppo banale. Ma sai perché? Perché Vanessa ha provato a mettere il piede e ha mandato fuori gioco anche la compagna Beita e si sono perse la giocatrice. Ma come? Si dice che non bisogna mettere il piede? Si dice sempre, se metti il piede parte Esatto, l'avversario. esatto. E non va bene. E non va bene. E va bene. Comunque va bene invece per la Vanin, tripletta personale. Gol della Xana, il quarto per quanto riguarda le giocatrici lombarde, e qui è partita Bertè da sola, e qui Lazio in grave difficoltà, ha provato addirittura a portare sul +3 le giocatrici bianconere. Sì, se rientri dagli spogliatoi e pronti via, prendi gol, Non va bene. difficilmente poi riesci a stare sul pezzo. Eppure era cresciuta tanto la Lazio a fine primo tempo. Moltissimo, moltissimo, ci aveva anche stupito con delle giocate, insomma, che ha nelle corde. Vediamo adesso che tipo di soluzione adotterà. Greco a terra, ma come avete visto proteste da parte della panchina della Lazio, ma si riprende invece con kick-off ancora in possesso, chiamata in causa subito Franco, ancora una volta ben oltre i propri pali, raggiunge la metà campo, poi scarica proprio all'indirizzo dell'accoppiata, definiamola così, Bertè, Vanin, che sulla sinistra questa volta non fanno bene. Sì, qui Vanessa ha deciso per Irene Franco, l'ha mandata da quella parte. Ha preso una decisione, ha fatto una scelta, cosa che la Lazio sta un pochino venendo meno in questo, si sta lasciando andare alle scelte del kick-off quando deve lei imporre la volontà delle giocate anche della squadra avversaria, come ponendo il corpo, la posizione del corpo e mandandole magari nel lato che preferisce. Qui adesso toccata duro, rimane a terra la Beita, fortuito, io lo definisco fortuito questo contatto tra Bettioli e Beita, però ecco, vedete, poi c'è un chiarimento tra le giocatrici sul parquet, massimo fair play. Sì. Fortunatamente, come sempre, noi sottolineiamo gli aspetti positivi, eccolo, rivediamo, questo è un contatto fortuito, definiamolo così. Certo, Bettioli avrebbe fatto meglio a non mettere il piedino. Tanto Vanin, ancora il sinistro, ancora Vanin, il quinto gol del kick-off, forse possiamo dirlo, troppo facile. Troppo facile. Facciamo un piccolo cappello, giocata della kick-off molto bella, studiata, preparata, giocata di Fuzza. Andiamola davvero. a vedere. Esatto. Andiamola a vedere, guardate il sinistro della Vanin, subito, rapido, vedete destro-sinistro, traversa piena, poi nessuno però che va a coprirla. Sì, ma anche quella palla lì tagliata da Bertè benissimo, ma non può passare, non può passare. Nessuno che vada a coprire la Vanin, quarto gol personale stasera per lei. Ricordo poi anche sarebbero stati 5, ma in realtà sì, la parata della Tirelli ha dato la possibilità a Xana di mettere a segno il quinto gol del kick-off. Quindi Lombarde ora sul +3, una Lazio che è in palese difficoltà, sì, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sì, io sarò un po' ripetitiva, ma la vedo un pochino bloccata. Peccato perché ha avuto degli spunti molto molto brillanti. Ricordiamo che il calcio a 5 si gioca fino all'ultimo secondo, quindi la Lazio deve stare in partita, deve divertirsi, deve lasciarsi andare. Certo è che deve imporsi anche fisicamente, spingere via le ragazze del kick-off, perché altrimenti fa fatica. Questa è la Pineiro. Gabi
Vanessa si abbassa, riceve. Meglio bassa Vanessa senz'altro a far gioco. Sì, anche se qui dà questa palla Pineiro che è più un teschio che un passaggio, con Pineiro di spalle. Seguiamo la Gabi, ottimo il pallone per Grieco, palla sul destro per lei, sulla sua strada c'è solo Franco che però con la sua fisicità riesce a coprire bene la porta del kick-off. Comunque segnali di reazione Lazio. Benissimo Irene Franco, sicuramente deve fare di più Grieco. E questa era una nuova opportunità per il kick-off da sinistra con Bertè. Riparte o prova a farlo la Lazio. Pineiro. Gabi. Guardate la Vanessa. kick-off come viene su. Il fallo sulla Pineiro. Ingenuo questo contatto con Bertè, anzi ingenua la Bertè direi a commettere questo fallo, inutile. Sì, la Lazio adesso imposta a 3, che cosa fa? Gioca questa palla centrale per far scendere di qualche passo la kick-off e poi andare in profondità, come in questo caso a cercare Sigleri. Seguiamo Pineiro, palla sul sinistro, non passa la guardia di Vanin. Vanessa prosegue per la Lazio, scarica all'indietro per Tirelli. Adesso la Lazio non vuole più rischiare, non può rischiare, non può andare a -4. Sigleri. Vanessa da sola, sinistro non lontano dallo specchio avversario. No, ci sta, lì il tiro ci poteva stare, ha fatto benissimo anche perché qualora l'avesse servita a Pineiro comunque non c'era nessuno che l'aveva seguita sul secondo palo, quindi ha fatto bene a tirare. Circolazione palla kick-off. Adesso la pressione, C'è pressione da parte Lazio. adesso è buona. Adesso le giocatrici della Lazio partono esattamente quando parte la palla e questa è la giusta pressione. Sì, adesso un buon pressing Lazio, tant'è Esatto. vero che la Lazio ritorna in possesso. Chiamato da Chilelli, sali, continuava a urlare alle sue di non avere paura di andare a pressare alto. Vanessa, Sigleri, Gabi, Pineiro, Deve abbassarsi subito un'altra. Gabi. C'è il break della Bertè da sola, poi prova l'assist, l'ultimo tocco per la Bettioli, non si intendono le due, qui Bertè poteva tranquillamente andare alla conclusione. Sì, anche perché ce l'ha nelle corde. Tira benissimo Adrieli. Ha cercato l'assist. Ha cercato l'assist per Bettioli. E ci poteva stare, Però brava almeno Vanessa a chiudere. Assolutamente. Bertè. Sigleri fa ripartire la Lazio. Fallo nettissimo da parte della Xana. Non capisco le proteste della Bettioli. Tra l'altro Valentina Sigleri viene da un periodo un po' anche di infortuni, quindi non è proprio al massimo della sua forma. Ci ha provato la Sigleri adesso col destro, ancora la Sigleri. Pallone per Vanessa, alto, poi conclusione alta di sinistro. Reazione, un risveglio, un timido risveglio. Bella giocata da Ebba centrale con il tiro di Vanessa. Arriva forse un pochino stanca, il passo un pochino lungo. Deve fare di più. Avete visto come la Pineiro ha controllato la salita di Xana, quindi Lazio ancora in possesso con Vanessa che allarga per Gabi, prova a farsi vedere Pineiro, non salta la Xana, anche la Xana tra le migliori in campo. Sì, ma su Xana si può fare sempre affidamento. Tanto Sigleri cerca di mantenere il possesso per la Lazio, alla fine mette il pallone fuori, si riprende così con una rimessa laterale a favore del kick-off che manda in campo in questo istante la numero 22 Elpidio. Ecco la classica. Predica calma a Chilelli, sei d'accordo? Esatto, assolutamente sì, perché la Lazio ha dimostrato anche adesso che con la manovra, muovendo la palla velocemente, smarcandosi dietro le spalle, può creare delle difficoltà alla kick-off. Gabi, Pineiro e Vanessa. Sigleri. Break da parte della Vanin. Le finte della Vanin. Palla sul destro. La chiusura di Gabi, molto brava ad eludere una nuova conclusione che poteva essere micidiale. Eccola. Giusta la palla di Vanessa in profondità per Sigleri, ma lì fai fatica, sai, anche a tenerla proprio fisicamente Vanin. Ancora Vanin sulla sua strada, stavolta c'è Beita. Mentre a fianco alla nostra postazione la Grieco prova a dare sostegno alle compagne. Fra poco rientrerà sul parquet. Bertè. Vanin.
il Pidio, Bettioli. Troppo passiva la Lazio, troppo passiva. Tanto vedete ancora una volta Franco oltre la metà campo. Break di Vanessa che va alla conclusione e ancora una volta a fermare il pallone c'è Vanin. È come la calamita, la palla va sempre su di lei. Beh, diciamo che ha anche una fisicità notevole. Sì, sì. Diciamo che fa veramente la differenza sotto tutti i punti di vista. Tanto Bertè. Vanin, palla sul sinistro, fermata stavolta ed è una notizia. E infatti c'è fallo, il fallo di Beita sulla numero 10 del kickoff. Nell'azione precedente abbiamo sentito Daniele Chilelli qui vicino alla nostra postazione chiedere a Gabi proprio l'1 contro 1. Una volta che sei in banda prova a puntarla e vai sul fondo, prova a calciare. Tanto Ballardin pronta a rientrare sul parquet, esce la Siclari, poco utilizzata stasera la Ballardin. Sì, Tra è poco vero. rientrerà anche la Grieco. Magari Una galvanizzata. Grieco che scalpita a fianco alla nostra postazione, vuole rientrare subito. Vediamo la soluzione qui che adotterà la kickoff. Vanin, battuta diretta, angolo kickoff, 14 minuti da giocare. Aperta? Apertissima, comunque una partita bella, mi piace perché la Lazio adesso veramente sta provando a giocare, sta provando a salire con il suo baricentro, fa un pressing sicuramente più efficace, certo di fronte alla kickoff. Ancora una giocata della Franco che va anche a una battuta, a una puntata con il destro, mentre la Tirelli adesso prova a risvegliare le sue. Forza, posizione, parte la Gabi, pressing alto del kickoff, Ballardin. Non arriva ad un soffio il pallone a Gabi, sporcato da Bettioli. Sì, Gabi aveva provato uno smarcamento alle spalle di Bettioli, aveva cercato di servirla Ballardin. Stessa identica cosa. Qui è la Privitera che Esatto. prova a far male, fermata però. Torna in possesso la Lazio, Gabi, seguiamola, palla sul sinistro, ancora Gabi, fa fuori la diretta avversaria, poi il pallone che rimane dietro perché c'è la Vanessa che a rimorchio ha provato il sinistro. E la Lazio deve un po' affrettare i tempi perché da giocare ci sono solo 13 minuti e 20, Sì. deve trovare almeno subito il terzo gol. Incredibile come quando ti diverti passa veloce il tempo. Gabi. Possesso palla, vediamo perché un po'... Ecco, ha indicato sì, il possesso palla kickoff con Daniele Chilelli che vicino alla nostra postazione ha urlato indicatela, date indicazione. E il possesso palla sarà a favore del kickoff. E seguiamo quindi questa nuova circolazione di palla con Privitera che ha già scaricato per Bettioli, si rimane sulla destra sempre alla ricerca di Vanin. Riparte la Lazio, lo fa con Grieco. Le finte e poi una possibile conclusione di Beita. Gabi prova il sinistro, non va perché avrebbe dovuto cercare invece le compagne libere più avanti. Sì, due giocate un pochino forzate, forse un po' di stanchezza, forse un po' sulle gambe, però ecco. Fallo in fase d'attacco, quindi nuova punizione a favore del kick-off, situazione falli, 2 per parte. Stiamo rivedendo il contrasto di poco fa, giudicato falloso nettamente da parte della Vanessa su Elpidio. Sì, ma perché diciamo che la Lazio... Stanca Vanessa, esce. Sì, beh, stanca. Perché diciamo che forza questa palla e magari potrebbe giocarla? Perché comunque la kickoff è una squadra che ti viene a prendere, ha voglia di divertirsi, ha voglia di giocare. E allora converrebbe, appunto, come dicevamo in precedenza, fare una manovra, attendere l'opportunità per poi mettere dentro questa palla. Tanto Bertè e poi il pallone all'indietro dato dalla Bettioli, sempre a Franco che non supera la metà campo. Bettioli invece supera il diretto avversario anche se il pallone è fuori, rimessa laterale Lazio. Intanto ti do una notizia, la do anche ai nostri telespettatori a casa e alle nostre telespettatrici che salutiamo perché non c'è la Vanini in campo, no? Ed è una notizia. Povera, starà prendendo un goccio d'acqua e un minimo di respiro. Sarà per questo forse che vedo un pizzico di confusione tattica da una parte e dall'altra? Anche Vanessa è seduta, sta prendendo un pochino insomma, d'aria. nettamente migliore in campo Vanin stasera al di là dei gol.
Pineiro. Indicazioni di Russo sulla panchina del kick-off per questa fase difensiva. Grieco, Beita, Pineiro prova un'imbucata, vie centrali che non trova, però non trova perché c'è una buona chiusura da parte della difesa Sì, del kick-off. qui un pizzico in più di personalità ce l'hai provato anche prima, è un bel sinistro, ti sai centrare, provalo, finta corpo e vai al tiro. Lazio che rimane avanti. Seguiamo. Eccolo. Può arrivare una conclusione, c'è la conclusione sì, di Beita, ma non fa male al kick-off, anche se arrivano gli applausi di Daniele Chilelli, evidentemente più soddisfatto. Sì, ma questa è una giocata giusta, cioè dall'esterno ti accentri. Seguiamo Privitera, Beita cerca di sporcare, torna in possesso Lazio con Pineiro. Lazio che vedete non riesce a guadagnare metri. Esatto, guarda Beita da sola, nessuno che viene a sostegno, nessuno che viene in appoggio, costretta a giocare con Tirelli che cosa farà? Per forza Tirelli una palla lunga. Fa un lancione, quello Esattamente, quello che viene costretta. definito un lancione sballato, completamente sballato, fuori misura, ma questo non è un errore del portiere, è un errore da parte del posizionamento dei propri compagni. Sì, è vero che è difficile sul 5-2 continuare a giocare di squadra, rimanere unite, Seguiamo attenzione. però ancora una buona opportunità per Bertè, chiusa al momento del tiro o dell'assist. È la stessa Bertè che scarica l'indietro per il Pidio, si fa vedere Xana, davanti c'è Privitera, seguiamo Xana, palla che non filtra all'indirizzo di Bertè. Tra poco invece ascolteremo sulla panchina della Lazio il time out voluto da Daniele Chilelli, sentiamo le sue parole perché la Lazio deve fare di più. Vediamo le soluzioni di Daniele. Dai. E cambioci. Ci mettiamo Beida e Alessia di qua, Giorgia ti metti a girare dietro e Vanessa e Gabbi ci mettiamo di qua, ok? Un po' più stretti e un po' più larghi. Adesso sull'uscita non mettiamo il portiere, come c'è un laterale basso mettiamo il portiere, cerchiamo di guardare le palle dentro, facciamo arrivare tante palle basse, quindi inizialmente ci abbassiamo, se volete giochiamo a giocata, ok? Quindi rotazione, Vane, non forziamo subito tante palle. Pure Beita, non forzate tanto, vi pressano forte, quindi inizialmente partite larghe, poi piano piano ci stringiamo, ok? Do palla e aspetto, do palla e vado, ok? Non andiamo subito quando diamo palla, sennò questa rimane senza appoggi. Oh, un go, calme, forza. Allora, praticamente se ho capito bene, soprattutto questo discorso di un gol per volta, e con pazienza si risale. Sì, Daniele ci ha spiegato benissimo anche a noi la soluzione che vorrà adottare adesso con il portiere in movimento, 1-2-2 con gli esterni che poi uno dei due farà centrare per ricevere questa palla dentro. Per il momento c'è Tirelli sempre tra i pali. Da giocare 10 minuti 46 secondi, palla Gems di Roma, Lazio 2, kick-off 5. 17ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, 4 gol per l'Avanin nel kick-off e gol di Xana per il quinto, Barca e Grieco nel primo tempo per la Lazio, un +3 a favore delle Lombarde fin qui. Adesso Lazio che deve affrettare i tempi. Beita, c'è il portiere in movimento Siclari che non ha ricevuto, pallone, ecco la Siclari che esce, rientra Tirelli tra i pali. Sì, l'ha detto prima Daniele, non devono forzare questa palla, ci sono 10 minuti, metto il portiere in movimento, devo avere tutta la pazienza del mondo, devo girare questa palla velocemente. È cambiato il portiere in movimento, adesso era Grieco. Quindi cerca più soluzioni di Tirelli. Adesso è Grieco a fare il portiere. Dotata certamente di maggiore fisicità rispetto alla Siclari. Sì, esattamente. Daniele che richiama le sue ragazze proprio perché ricerca questa rotazione che al momento non sta avvenendo. E qui perdono del tempo a parlare e arriva il colpo di testa di Vanin che cerca il sesto centro, il quinto personale. Ma la Lazio deve essere più attenta. Decisamente. Deve... Stringiamo sti pali quando calcio. Ecco. Stringiamo questi pali quando calcio.
che è una delle basi del calcio a 5. Quando tiro devo andare dietro la palla, devo andare in direzione della porta, devo seguire l'azione sempre. Eccolo, esatto. Arriva la conclusione vincente da parte di Vanessa. Lazio 3, Kick-Off 5. Un po' ingenua la kick-off, però questo è il beneficio che ti dà il portiere in movimento, cioè la superiorità numerica. Qui Vanin non deve mettere assolutamente il piede, poi brava la Lazio con questa pisata, come si dice nel futsal, per Vanessa. Ecco la Vanessa che va a festeggiare con lo scarso pubblico presente qui al Palagenti. Purtroppo. Gli addetti ai lavori. Eh sì, purtroppo. Tor- 9 minuti e mezzo, un'eternità nel calcio a 5. Torna Tirelli in porta. Sì, adesso non c'è il portiere di movimento in casa Lazio perché Tirelli è tra i pali. Vedremo se invece tra poco Tirelli vorrà ancora provare col portiere di movimento. Intanto Tirelli fa ripartire la Lazio. Sì, qui Ballardini a campo deve correre forte su con la palla e prendere più campo possibile, anche perché poi sennò rischia questo di rimanere sola e dare un teschio a Barca. E questo è Gabi, fa intanto in possesso. Vedete un pressing alto da parte del kick-off. Sì. Si difende molto bassa la Lazio e Vanessa guadagna una nuova possibilità, un nuovo giro palla per le sue, con Ballardini che si abbassa. Per il momento non mi sembra di poter dire che sia pronto il portiere di movimento. Sì, c'è la Grieco qui vicino a noi, ma non so se usufruirà subito di questa opportunità Tirelli. Vedremo se sarà così. Tanto Ballardini, profondità, colpo di testa facile facile per Vanin, poi pallone che non arriva a Gabi da parte di Vanessa. Devo dire di una riscossa Lazio. Sì, sì, anche Daniele che è qui, Daniele Chilelli, allenatore della Lazio, che è qui accanto a noi, insomma incita le sue ragazze, mi sembra abbastanza contento per il momento, quantomeno dell'atteggiamento. Bettioli, Vanin e Bertè. Prova a farsi vedere larga a destra l'Exana, ma è ancora possesso palla Lazio, mentre rientra Grieco, portiere di movimento, e sul parquet vediamo anche Beita. Indicazione di Chilelli. Questi sono momenti determinanti del confronto. 8 minuti e 43 secondi effettivi al termine di una partita che può dire tanto, soprattutto perché è un preludio ai playoff. Sì, esatto, l'abbiamo detto precedentemente, vincere partite di questo calibro, al di là della classifica, ti portano poi alle partite che contano. Seguiamo la Grieco e poi conclusione della lunga distanza di Bertè, che non inquadra però lo specchio della porta avversaria, mentre rientra Grieco, cioè rientra Tirelli con Grieco che si va a riposare, quindi non c'è in questo momento il portiere di movimento in casa Lazio. Protestano quelle del kick-off. Sì, kick-off che recrimina il calcio d'angolo. È rientrata la Grieco adesso, portiere di movimento, maglia 20 in Sì, casa Lazio. Daniele la vuole larghissima, la vuole tutta sulla banda. Come è giusto che sia. Per appunto, ecco, usufruire al massimo in ampiezza del campo. Esattamente. Per poi effettuare questa rotazione e mandare la stessa Grieco sul secondo palo. Vanessa. Arriva la Beita e poi c'è Grieco che si accontenta dell'angolo. La stessa Grieco va alla battuta. Beita, Grieco, Ballardin, Vanessa. Ora Ballardin prova a farsi vedere Gabi, larga a destra. Eccola giocata, no? Ancora Ballardin per Vanessa. Non è in posizione Gabi, in quella posizione non può ricevere. Qui break di Vanin e c'è quindi il 6-3 a favore del kick-off. La felicità della giocatrice che stasera ha messo dentro 5 palloni, 5 gol per lei. Sì, devi essere pronto. Questo però, è un errore, Lucio. però questo è un errore grave. Esatto, questo è un errore grave perché devi essere pronto, devi stare sulle gambe, devi spostarla rapidamente. Nel futsal abbiamo questa giocata che è con la pianta del piede che praticamente... La suolata. Esatto, con la classica suolata che sposti anche l'avversario, potrebbe essere anche un dribbling se vogliamo, di essere pronto, non puoi stare piatto in quel modo lì. Sì, la Ballardini si è fatta soffiare letteralmente il pallone. Ma anche perché è una ragazza di qualità incredibili. Ci ha provato adesso Beita, mentre può ripartire sulla sinistra Exana per kick-off. A rimorchio arriva anche Bertè. Brava adesso Ballardina ottimo a intervento. far tornare il suo in possesso.
Vanessa. Se ti fa contrasto Alessia, se ti fa contrasto. Ballardini. Portala un po'. Dai! Beita. Prova a farsi vedere Grieco, si torna da Ballardin. Vanessa. Ballardin. Entra Ale! Eccolo il pallone per Grieco. Gabi addomestica. Cede a Vanessa. Vanessa entra! Eccola ancora Vanessa col sinistro. Pallone ottimo per Grieco che da posizione invidiabile, diciamo così, la mette sull'esterno della rete. Sì, non so se sarebbe riuscita a appoggiarla dietro a Vanessa che arrivava a rimorchio, onestamente da questa postazione. Comunque ha sprecato una situazione importante. Però importante, sì, importantissima. Tanto Bettioli e Bertè. Scarico per ancora Bettioli con Vanin in possesso adesso. Subito pallone in avanti per Bettioli. Buona la copertura Lazio in questo momento con Vanessa e Ballardini, con Grieco che rientra ancora, portiere di movimento, e si porta sull'esterna sinistra. Da giocare poco più di 6 minuti. Meno 3 Lazio. Sai, ci ha provato Gabi. Esatto, ma giocarti 10 minuti con il portiere di movimento, insomma, è abbastanza dispendioso anche per la kick-off. Ne abbiamo viste di tutti i colori col portiere di movimento, anche nel maschile. E qui intanto Ballardin cerca di fermare come può Bettioli, non c'è fallo secondo la direzione di gara, protestano quelli della kick-off con Grieco che prova a dare all'indietro per ancora Ballardin. Continua il possesso palla Lazio con Vanessa. Sì, Tutta la panchina della Lazio in piedi. Tutta la panchina della Lazio in piedi. Qui Grieco avrebbe potuto portare un pochino la palla ancora su per far entrare le sue ragazze nella metà campo, però adesso la Lazio ci sta, è dentro, vediamo se farà partire questa rotazione, che Gabi. Daniele ci sta anche chiamando a noi praticamente. Sì, ce l'abbiamo qui a 1 metro. Ecco che è partita. Beita, Grieco, Vanessa. L'ultimo passaggio non arriva, mentre c'è anche un'ammonizione, quella per la Bettioli. La rotazione è venuta, ma è venuta troppo lentamente. Sposta e tira, continua a dire Chilelli giustamente a fianco a noi. Ci vuole maggiore rapidità. Stai più corta, Gio, stai più corta, non dietro, più avanti. Vai più avanti. Pronta Grieco. Se te la suoni tiri in porta. Prova a farsi vedere Ballardin, c'è Vanessa tutto dall'altra parte. Beita per Ballardin. Ballardin prova lei. Qualcosa da dire Vanessa al numero 9 della Lazio? Sì, Vanessa non avrebbe voluto questa forzatura. Siamo d'accordo con Vanessa. Diciamo che Daniele sta invece chiedendo a Ballardin, visto che ha comunque nelle sue corde il tiro da fuori, di provare, di essere un po' più attenzione sicuro. Al break nuovo da parte di Exana. Soluzione Exana che non inquadra, ma di poco, lo specchio della Lazio. Si potranno portare sul più 4, si rimane invece sul 6-3 a favore del kick-off con meno di 5 minuti effettivi alla fine della partita. Sì, così è un'agonia. Ancora Grieco in avanti, portiere di movimento. Ballardin. Grieco. Cominci. Stai troppo staccata. Beita. Vanessa. 2 volte ci prova. Non è angolo Lazio, e allora Vanin. Attenzione a Vanin con Grieco in porta. Vanin, brava Grieco a non farsi sorprendere. Prova a ripartire la Lazio. Qui Vanin possiamo dire però che ha sbagliato. Sì, non ho capito, mi sembrava, onestamente da qui mi sembrava che la palla fosse uscita, poi giustamente Irene Franco è ripartita velocissimamente, è stata brava Grieco a tornare in porta. Ognuno fa il mestiere suo, ognuno anche fa gli il proprio arbitri. mestiere, giustamente. Ballardini intanto per Vanessa, palla in avanti per Gabi, si torna ancora da Vanessa, prova a farsi vedere Ballardin, c'è Grieco, ma vedete che la Lazio non ha la velocità giusta per mettere in difficoltà il kick-off, e così Exana ha un'altra possibilità. Vanin, il pressing della Lazio ha fatto sì che il kick-off non arrivi al tiro, non arrivasse subito al tiro, ma ancora la Bertè torna in possesso per le sue. Adesso Bettioli, Vanin, certo è vero che lei non arrotonda il punteggio il kick-off, ma rimane sul più 3, tra l'altro con una Lazio che vedete ci mette troppo tempo a tornare in possesso palla. Sì,
anche la palla di Bertè prima a tagliare tutto il campo, una palla bellissima, ma non puoi permetterti di prendere una palla che taglia tutto il campo così, perché poi devi correre, devi rincorrere. Questa Lazio oggi in quella corsa lì fa un po' fatica, un pochino pigra, ma è comprensibile, sul 6-3 si fa un po' di fatica, mentre il portiere in movimento secondo me si stringe troppo velocemente, deve far girare prima più velocemente la palla per poi andare a fare la rotazione. Vedete qui Grieco, anche la posizione del corpo di Grieco non è corretta, deve... Proseguiamola Grieco e può andare alla conclusione, eccola la parata di Franco, e Franco ci prova ma ci prova in maniera vana. Si rimane sul 6-3 e la Grieco porta avanti la Lazio. Beita con Chilelli Cambia. che dà ancora indicazioni alla Beita, cambia le posizioni. Sì, Vanessa si mette 2-3 adesso. 2-3, sì, lo ha urlato praticamente dentro il microfono. Sì, noi come nel calcio 11, no? Ci stiamo tuffando dentro la partita, vi stiamo lasciando anche ascoltare il mister. E qui Beita cosa ha fatto? Ecco, esatto, un po' leziosa forse, è Cosa ha arrivata... fatto la Beita qui? Aveva una buona opportunità, non si è girato. Ancora, Ale te in mezzo. Allarga un po' di più, bene. Allarga un po' di più. Gabi, Beita, Attacca bene. Grieco, Beita. Lascia, gioca, dai. Non arriva il pallone a Siglari, ma c'è sempre la Lazio in possesso. Sì, qui la palla deve scorrere a terra, deve essere una Veloce. palla sì, Deve veloce. essere palla a terra e veloce. Esatto. Giro palla molto veloce. Beita, Gabi, questo non è sufficiente. Grieco, Veloce. Gabi, ecco infatti che anche Chilelli dice veloce. E poi arriva una conclusione facile, questa troppo centrale. Può ripartire sulla destra Bertè, brava Grieco in copertura. Beita e poi Exana, Vanin, pallone che ancora una volta va vicino al settimo centro per il kick-off. Sì, qui... È una Lazio in confusione, diciamolo. Sì, che poi al tiro ci sta anche arrivando, certo, non sicuramente come vorrebbe Daniele Chilelli, però al tiro ci sta arrivando. Il problema è che ci arriva poi senza gambe, senza la forza nelle gambe, senza quella lucidità che gli permetterebbe insomma, di trovare il tapin vincente. È anche vero che se quella palla capita sui piedi di Vanessa probabilmente parliamo di un'altra cosa. È gol, perché si gira e la mette dentro. Esatto. Lo so, siamo d'accordo. Beita intanto per Siglari, poi Grieco. Troppo macchinosa. Comodo questo pallone, ma vedete che ancora una volta non c'è però la precisione di Franco, che avrebbe potuto attendere quel secondo in più per prendere meglio la mira, diciamo, tra virgolette. Mi sembra di vedere la Lazio che ho visto domenica scorsa a Granzete, ovvero comunque un po' demoralizzata, sai, è anche frustrante quando per tanti minuti fai il portiere di movimento e non riesci a mettere dentro la soluzione che magari hai provato durante la settimana. Vi assicuro, ecco. Infatti ci provano alla distanza e questa è frustrazione. Esatto, vi assicuro che insomma fa male. Seguiamo Ballardin e poi nuovo break da parte della Vanini, guardate che pallone. Un pallone perfetto per il 7-3 che la chiude a 1 minuto e 3 secondi dalla fine. E ancora la Vanin a realizzare e quindi stiamo parlando di 6 gol per lei su 7 delle giocatrici lombarde. 7-3 e questa sì. È la Vanin giustamente inquadrata da Fabio Crisafi. La kick-off si sta coprendo anche bene, diciamo che gli basta rimanere molto compatta e molto chiusa. Barca, Gabi, Beita. E tra l'altro alla kick-off manca, o meglio non ha giocato per piccoli problemi fisici anche Irene Pomposelli. Seguiamo adesso figlia d'arte, seguiamo Bettioli, nuova conclusione. Sì, insomma figlia d'arte perché noi ci ricordiamo il papà anche con la nazionale maschile qualche anno fa. E questo è Exana, e questa è Exana che è autrice dell'unico gol non firmato da Vanin in casa kick-off. Eccola Alexana, ottimo lavoro per lei. Sì, bella giocata, un po' morbida, Barca. Tra le migliori in campo Exana, sei d'accordo? Sì, sì.
Chiaro, la migliore in campo sappiamo chi è. Esattamente, Staccata. esattamente. Siccome non è raggiungibile per certi versi. Parliamo della Vanin, Esatto. la numero 10 bianconera. Eccola. In casa Lazio chi ti è piaciuta? Tanto seguiamo però ancora la Vanin. E poi pallone messo fuori. Ma allora in casa Lazio io premierei comunque Vanessa Pereira, non mi è dispiaciuta Valentina Sigleri, anche no, sapendo il percorso di infortuni che ha subito e quindi una forma non proprio ottimale. Pala Gems di Roma finisce 7-3 a favore del kick-off sulla Lazio, 17° turno della Serie A femminile. 6 gol per Vanin, la migliore in campo, l'abbiamo definita così, un gol anche di Exana per le lombarde. Per la Lazio i gol invece arrivano da Barca e Grieco nel corso del primo tempo e da Vanessa nel corso del secondo. +4 per le lombarde, io direi che è giusto così. Giusto così, partita controllata dalla kick-off dal primo minuto, il kick-off ha acquisito una competenza, una qualità che riconosce ed è consapevole della sua forza, una Lazio però che non è mai doma, la Lazio Tanto c'è inquadrata Vanessa che è rimasta in panchina Sì. a riflettere su questa sconfitta netta della Lazio. Sì, ma appunto stavo dicendo, la Lazio adesso ha delle partite importanti da giocarsi e si è sempre fatta valere, quindi sono convinta che queste due squadre ci faranno veramente divertire. Allora, abbiamo parlato di una bella partita